i grandi campioni che sentono l'ansia della vigilia, anche per il presidente della FIDAL, che tra l'altro proprio oggi festeggia i 100 anni dell'atletica. Prima dell'avvio di questa manifestazione c'è un momento di fibrillazione, di ansia. C'è certamente emozione, perché quando una federazione festeggia i 100 anni sono la storia di tanti uomini, di donne che hanno scritto tante belle pagine in questo sport italiano che è l'atletica leggera, soprattutto dello sport nostro. Certo, non nascondo che oggi sono molto emozionato perché la nostra festa tutti gli anni richiama tanta gente e poi diventa sempre più difficile premiare i nostri atleti perché diventano ormai di anno in anno sempre più bravi e non vi nascondo che c'è molta difficoltà nelle scegliere chi deve essere premiato. Tutto è pronto, speriamo bene, quindi facciamo gli auguri a tutti quanti perché naturalmente questa atletica cresca ancora e diventi così come lo è, praticamente lo è, no? Nell'ambito dello sport sardo è sempre una disciplina leader in questo nostro movimento. Ecco, Regina generosa però, perché tenta di abbracciare, e ci riesce da anni, anche i protagonisti delle altre discipline. Ma è giusto che non bisogna essere egoisti nella vita, cioè in questo caso l'atletica leggera guarda sempre con occhio attento, vigile anche alle altre discipline. L'atletica sarda ha questo principio, vuole riconoscere a chi scrive tante belle cose per questo sport sardo il riconoscimento anche per loro. Quindi ritengo che sia giusto tutti gli anni assegnare un riconoscimento a quella disciplina che maggiormente si è distinta. E sono i primi 100 anni di questa regina. Sì, sono i 100 portati bene, stanno andando molto bene, diciamo che la regina dell'atletica si dimostra tale anche nei suoi 100 anni. 100 anni spesi bene, in Sardegna poi grande laboratorio di talenti, tantissime difficoltà, ma forse proprio dai grandi test nascono i grandi campioni, quelli temprati. Beh, in fondo ce ne stanno dando la prova. Sono dei grandi campioni, c'è da tempo che non si presentavano ai campionati del mondo, abbiamo un sacco di begli atleti, stiamo lavorando, cioè la federazione sta lavorando molto bene e i risultati ci sono. E allora guardiamo ai prossimi 100 anni. I prossimi 100 anni invece mi preoccupano un po'. Secondo il mio punto di vista vedo alcune difficoltà all'orizzonte, spero che siano difficoltà di breve periodo e che possano col trascorrere del tempo essere superate, però qualche difficoltà effettivamente c'è una concorrenza tanto spietata, ci sono risultati che è difficile da conseguire, ci sono finanziamenti sempre più irrisori, per cui le difficoltà sono davanti all'orizzonte, purtroppo bisogna tenerne conto. Per un presidente provinciale CONI di fresca nomina, oggi è una presenza significativa per questo centenario dell'atletica. Credo che sia doveroso da parte mia. Ci sarei venuto comunque perché sono legato da un'antica e forte amicizia nei confronti della federazione, dei dirigenti della FIDAL, quindi è un riconoscimento dovuto, un qualcosa che non costa nulla, anzi è un piacere sicuramente molto grande. Regina generosa, l'atletica che cresce tantissimi talenti, li porta in giro per il mondo. Regina generosa è sicuramente una disciplina da tenere in considerazione moltissimo. Tu sai bene che il vicepresidente del comitato provinciale del CONI è un rappresentante dell'atletica, quindi credo che i fatti dimostrino quello che i CONI e io personalmente penso di questa indispensabile, di questa grandissima disciplina. Gentili signore e signore, amici carissimi, caro Presidente federale, nel prendere la parola in questa edizione della festa dell'atletica leggera mi sia consentito esprimere un vivo ringraziamento a tutte le autorità politiche, civili, militari, sportive, che con la loro gradita presenza testimoniano il consenso che questa atletica sarda suscita. Stamattina c'è un po' di emozione in questa sala per i nostri 100 anni
per i 100 anni dell'Ansicore, per i 100 anni del CUS, per i 50 anni del CUS. C'è emozione perché oggi abbiamo con noi un ospite eccezionale, un ospite di cui tutta la Sardegna ha vissuto dei momenti di particolare ansia, di emozione e di preoccupazione. Signori, noi oggi abbiamo voluto invitare qui a questa nostra festa Silvia Melis, eccola qui. Ecco, l'atletica è stata protagonista in questi lunghi mesi di prigionia di Silvia, assieme ai nostri amici della Federazione Sport Disabili, è stata protagonista proprio in una manifestazione proprio di solidarietà, dove appunto in quell'occasione l'atletica sarda ha richiamato a gran voce la liberazione di Silvia. Ecco, quindi noi oggi non potevamo in questa nostra occasione, in questo ultimo appuntamento di quest'anno, invitare questa nostra amica che rappresenta un pezzo dello sport sardo. L'appuntamento odierno ci permette di ricostruire, seppur in breve, una stagione che per le nostre società, per i nostri atleti, è stata ricca di avvenimenti e di traguardi importanti. Ma oltre ciò, questa occasione ci permette di festeggiare adeguatamente un anno particolare, questo 1997 appunto, nel quale la nostra federazione compie il suo 100° anno, 100 anni di passione, di successi che hanno fatto dell'atletica leggera una delle più salde realtà dello sport italiano, una lunga storia costruita da uomini e donne che hanno firmato luminose pagine di successi sportivi. Questo incontro del centenario diventa però per noi anche occasione per un'attenta analisi delle problematiche che tormentano lo sport sardo e con esso l'atletica leggera. Con orgoglio affermiamo che il lunghissimo anno agonistico appena concluso ha ribadito il ruolo leader giocato da questa nostra disciplina nell'ambito del movimento sportivo sardo. Però, a parte gli aspetti prettamente tecnici, le vittorie, i primati che ancora una volta abbiamo con piacere registrato, non possiamo preannunciare con altrettanta soddisfazione le possibilità future. Un lavoro difficile attende chi vorrà continuare a praticare o cominciare a promuovere l'attività sportiva. Anche oggi è necessario sottolineare la scarsa attenzione che una parte della Regione Sarda e di molte istituzioni pubbliche rivolgono alle problematiche del mondo dello sport sardo. Quest'ultima affermazione trova riscontro nel malessere che ogni giorno, ogni ora, noi vediamo emergere nelle nostre società, nelle difficoltà che i nostri dirigenti incontrano nell'interpretare circolari sempre più limitative e farraginose, che anziché esaltare il ruolo degli operatori sportivi, snellendo gli adempimenti burocratici, finiscono per penalizzare i nostri operatori fino a scoraggiarli e in pratica costringerli ad abbandonare la strada intrapresa nel mondo dello sport. Pensate che sono trascorsi quasi 2 anni dalla prima conferenza regionale dello sport, voluta e organizzata dall'attuale assessore onorevole Figio Serrenti, di concerto con tutto il movimento sportivo regionale. Da quella importante riunione scaturì l'esigenza di una rivisitazione della legge regionale 36, attualmente in vigore, che portò all'elaborazione di una nuova proposta di legge che a tutt'oggi giace nei capienti cassetti dell'8ª commissione del Consiglio regionale. L'onorevole, mi dispiace fare il nome, l'onorevole Maria Teresa Petrini, presidente di questa commissione, è stata da noi ripetutamente sollecitata a porre in discussione il nostro progetto di legge. Ma sapete cosa ci hanno risposto? Che non trova il tempo materiale per far ciò, perché prima della legge dello sport, a suo dire, ben altre più importanti dovranno essere prima esaminate. A nulla fino ad oggi sono valse le proteste della Giunta regionale del CONI e di tutti noi nei confronti dell'onorevole Petrini. A questo punto viene lecito domandarsi, ma questi comportamenti creano le premesse per uno sport davvero accessibile a tutti? Per raggiungere questo nostro obiettivo c'è bisogno di provvedimenti ad hoc, di una legislazione più agile, che vada a vantaggio di chi vuole seriamente dedicarsi alla pratica sportiva. Qui si inserisce il disegno di legge sull'associazionismo sportivo proposto 1 anno fa dal Governo dello Stato, carta che disciplina le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Ebbene, anche questa, che è in potenza è una legge all'avanguardia,
vede il suo iter bloccato dalla scarsa sensibilità politica che in un momento in cui è in discussione il modello italiano di gestione e organizzazione dello sport non riesce però a trovare gli sblocchi necessari ma andare avanti ed inserire nella pratica quotidiana questa novità. L'obiettivo ormai improrogabile che noi ci proponiamo è quello di mettere in atto un modello in grado di rispondere alle esigenze dello sport del 2000. Ma non ci nascondiamo le difficoltà che comporterà di centrare questo bersaglio. Se riusciremo nell'intento, lo sport italiano potrà finalmente raggiungere la terra promessa in un momento che possiamo definire di privatizzazioni in cui lo Stato italiano è chiamato a tirarsi fuori dalla gestione di molte impegnative attività. Troviamo più che giusto che lo sport sia governato dagli uomini di sport, cioè da chi lo sport lo pratica e lo promuove. E qui in Sardegna, grande fucina di talenti, oggi anche teste per le grandi celebrazioni del centenario. Beh sì, il 1997 è per l'atletica italiana un anno straordinario perché ricordiamo un evento non consueto. Nel 1897, il 4 agosto, a Torino fu fondata la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Fra pochi giorni saliremo al Quirinale per essere ricevuti dal Capo dello Stato che ha con questo gesto voluto sottolineare lo straordinario ruolo che l'atletica italiana ha svolto non solo in ambito sportivo ma anche nel contesto della società italiana. E poi faremo festa tra noi raccogliendo tanti dei protagonisti del passato, soprattutto atleti, ma insieme a loro anche dirigenti, tecnici, giudici, appassionati, cioè tutti coloro che hanno rappresentato davvero questi 100 anni di storia. Li celebreremo in serenità, in armonia e questo è veramente un grande successo. E il Presidente federale si porterà anche il feeling, l'emozione di questa giornata straordinaria, queste prove di festeggiamenti qui sarde con non solo i tanti atleti isolani che si sono messi in evidenza anche quest'anno, ma con una situazione molto molto particolare. Sì, direi che poi qui ci sono anche altri festeggiamenti perché l'Amsicora Cagliari compie anch'essa 100 anni, l'anno prossimo il cross di Ala dei Sardi compierà 25 anni. Non siamo retorici né enfatici, però ci teniamo a ricordare questi eventi perché a nostro avviso sono molto importanti. In una regione poi come la Sardegna che ha una straordinaria vivacità nel campo dell'atletica, riesce a produrre talenti e a produrre continue iniziative in ambito di promozione sportiva. Io credo che siamo nella terra giusta per poter partire per una celebrazione che a dicembre vedrà il suo apice. E poi l'anno 101, cosa c'è dietro l'angolo? Beh, la storia non conosce di queste scadenze, nel senso che l'anno prossimo continuerà ad essere un anno ancora molto impegnativo, è già peraltro iniziato, la stagione agonistica 98 è già iniziata con i primi 2 cross della Mandria e di Cossato e quest'anno si caratterizzerà il 98 per una bella edizione a Budapest dei campionati europei. Diventata per me una piacevolissima tradizione, una piacevolissima abitudine, quella di assistere da spettatore partecipe ad un momento che ogni volta si propone come momento di festa e anche come momento di riflessione, come è giusto che sia. Dunque a nome di tutta l'atletica italiana un caloroso saluto a tutte le autorità qui presenti, a tutti voi dirigenti, tecnici, atleti, giudici di gara, al nostro mondo insomma. Un saluto da Silvia Melis, da tutta l'atletica italiana. Mi ha fatto piacere che in quel momento di particolare, intensa, drammatica difficoltà anche l'atletica nel suo piccolo abbia saputo esprimere un gesto di solidarietà attraverso una corsa, attraverso una maratona, il gesto più spontaneo che noi possiamo offrire sotto forma di solidarietà. Auguri. Il Presidente della Federazione Atletica insiste con allargare le braccia, generosamente l'atletica, insomma, accoglie le altre discipline sportive, almeno qui in Sardegna. Sarebbe il colmo questo, e la sportività dove sarebbe? È un gesto sportivo di grande
di grande richiamo, al quale, come vedi, non siamo voluti mancare, perché ci sembra giusto festeggiare 100 anni, festeggiarli in questo modo, era il minimo che potessimo fare. Ringraziamo Sergio per questa ospitalità, ma credo che nello sport ci stia tutto, insomma le federazioni in questo momento sono accomunate da un bene comune che è quello per lo sport, per il movimento, per tutto il resto. Atletica, basket, hockey, con una regina dentro questo reame, la centenaria Amsicora. Beh, come ha già detto il collega, effettivamente l'atletica leggera non si può prescindere dall'atletica leggera. Diciamo poi che appunto provenendo dall'Ansicora, l'Ansicora è stata sempre all'avanguardia nell'atletica leggera, quindi io come ansicorino non potevo assolutamente mancare. Per un assessore comunale allo sport quest'anno una striscia di celebrazioni che la dicono lunga sull'importanza dello sport nel sociale in Sardegna, i 100 anni dell'Ansicora, poi tra breve i 50 anni dell'Esperia, i 100 anni dell'atletica italiana, insomma. Sì, sono eventi di importanza rilevantissima per la Sardegna, per Cagliari in particolare. E noi ci accingiamo a organizzare anche un'altra serie di manifestazioni di livello internazionale, direi mondiale, per esempio la Formula 1 di motonautica che ospiteremo a Cagliari il 3 di maggio prossimo, e questo sta a significare, come dicevo qualche anno or sono, che nello sport Cagliari ha bisogno di fare non uno ma 2 o 3 passi in più, quindi andare verso l'esterno significa andare all'attenzione mondiale. Noi ci siamo arrivati o ci siamo quasi. Questa è una grande soddisfazione per tutti gli sportivi e per chi ama tutte le discipline dello sport. Missione compiuta da parte del presidente Lai, che con la Federatletica insiste da anni nell'abbracciare tutte le altre discipline. Eccole qui nella occasione dell'8 dicembre. Sì, anche questo è un risultato che dà ragione delle affermazioni che ho reso poco fa, perché lo sport è vero che è composto da diverse discipline, ma la finalità di tutte le discipline è sempre la stessa, dal punto di vista sociale, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista dei rapporti tra i giovani e tra i meno giovani. Bene, passiamo ai protagonisti, a coloro i quali hanno scritto bellissime pagine di questo nostro sport sardo, di questa nostra atletica leggera. Come consuetudine in questa nostra festa iniziamo sempre con coloro i quali ci hanno permesso di crescere tantissimo, sono gli amici della stampa, gli amici giornalisti che oggi sono qui, sono sempre numerosi e a loro dobbiamo riconoscere questo merito di questo progresso dell'atletica, ma non solo dell'atletica, ma di tutto lo sport sardo. 7 days was all she knew. What kind of ultimatum no she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Woe is me. Though I had to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make a mind. It's plain to see. It's him or me. Monday, I could wait till Tuesday. If I make up my mind, Wednesday would be fine. Thursday's on my mind. Friday, give me time. Saturday, wait. Sunday, be too late. The fact is over 6 feet 10. Might instill fear in other men, but not in me. The mighty flee. Ask if I am mouse or man. The mirror squeaked the way I ran. He'll murder me in time for his tea. Does it bother me at all? My
Ha ragione il Presidente Lai quando insiste nell'allargare le braccia e accogliere tutte le altre discipline sportive, sorelle della regina atletica. Beh, lo sport è uno, è grande, ne fanno parte tutte le discipline sportive. L'atletica è una componente importante, quella forse più numerosa, quella forse meno ricca, ma sicuramente la più partecipata, la più spettacolare. Quindi è giusto che Sergio Lai allarghi le braccia e accolga all'interno della FIDAL tutte le discipline sportive. E però quest'anno, festa nella festa, c'è la ricorrenza dei 100 anni e guarda caso la Sardegna, Cagliari, con l'8 dicembre diventa il test, il laboratorio della grande celebrazione che ci sarà tra breve al Quirinale, appunto per i 100 anni dell'atletica italiana. Beh, 100 anni di atletica sono 100 anni di grandi risultati nel mondo. La Sardegna credo abbia contribuito moltissimo ai risultati dell'Italia, ma devo dire ai risultati dello sport nel mondo. La Sardegna è una delle regioni che partecipa di più, ha un numero di partecipanti elevatissimo, lo voglio ricordare, sono circa 20.000. Io spero che a questo risultato abbia contribuito moltissimo alla politica regionale. Ecco, 100 anni e uno, pensiamo al dietro l'angolo. Ci sarà finalmente, visto il contributo della Regione Sardegna, il varo della legge sullo sport? Beh, la legge sullo sport è la cosa che aspettiamo. Da parte mia io ho fatto tutto il possibile, il disegno di legge è ormai in commissione. Ho saputo proprio l'altro giorno che la commissione si riunisce la settimana prossima, con la quale avrò un'audizione. Speriamo che sia la volta buona e speriamo nel giro di qualche mese che questa legge diventi ordinamento della Regione. Volevo annunciare che quest'anno il Comitato regionale unanimemente ha stabilito di assegnare questo ambitissimo premio, Una vita per l'atletica leggera, ad uno dei grandi dirigenti dello sport sardo. Soprattutto quest'anno poi lui è presidente di una delle più gloriose società italiane, non solo sarde, italiane, i 100 anni dell'Ansicora. Signori, il premio Una vita per l'atletica leggera al grande mega presidente Ruggero Ruggeri. E invito l'assessore allo sport, premio l'assessore allo sport, onorevole Fisio Serrenti, premia questo grande dirigente sportivo. Grazie Geggio, per gli amici Geggio, ricordiamo che ha fatto l'atleta, grande atleta negli anni difficili dell'atletica leggera, dello sport sardo, ma poi soprattutto ha rilevato una gloriosa società e oggi l'Ansicora si vede e noi ti vogliamo ringraziare. Bene, io chiamo prima di tutto Enrico Pinna, è uno dei più validi dirigenti dello sport sardo, giudice nazionale, presidente della gloriosa Studium et Stadium, quercia di secondo grado. Enrico Pinna, un riconoscimento giusto per un valido dirigente qual è appunto Enrico Pinna. Grazie Enrico, bravo. Saverio Bisogni. E l'esercito non da oggi è accanto all'atletica. Sì, penso che è naturale che l'esercito sia accanto all'atletica, essendo fatto essenzialmente, prevalentemente di giovani, e quindi giovani significa attività sportiva, significa atletica essenzialmente. Promotore di manifestazioni, di grandi eventi, ma anche fiancheggiatore in positivo di una atletica, di altre discipline che hanno davvero necessità anche di supporti logistici, supporti di uomini, e l'esercito è sempre stato in prima fila. Certo, di questo siamo anche molto fieri e anche onorati di poter dare una mano a questi problemi organizzativi. 100 anni dell'atletica e oggi è una prova
per la grande celebrazione che si terrà questo mese alla Quirinale. Sì, in tutta Italia, ma io devo sottolineare questa attività molto vivace in Sardegna, che mi ha anche sorpreso piacevolmente, devo dire. Comando militare con tutte le armi. C'è da dire che non da oggi i nostri talenti trovano spazio tra le fila appunto delle società sportive militari. Sì, beh, questa è una cosa che abbiamo sempre fatto, della quale siamo molto onorati e ben felici di poter continuare. I Pugioni, i Floris e via correndo. Certo, tutti quanti questi grandi atleti, sì, è vero. Oggi è l'uomo più veloce d'Italia. Ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo, poi si è ripetuto a Monaco di Baviera in Coppa Europa, ha vinto il titolo italiano dei 200 all'aperto, ha vinto il titolo italiano dei 60 indoor al coperto, e beh, è la pedina fissa della nostra nazionale italiana. Signori, l'uomo più veloce d'Italia è il sassarese Giovanni Pugioni. Ecco qui. Praticamente l'applauso più lungo, più forte, dopo quello per Silvia Melis, è stato per te. Mi è sembrato di sì, è una cosa che indubbiamente fa molto piacere, è una cosa anche abbastanza scontata nell'ambiente dell'atletica. Diciamo che non mi aspettavo questa ovazione, però ripeto, fa molto piacere. Voglio dire, dietro un applausometro che va in tilt c'è una stagione, e non solo una, di grandi fatiche, di lunga preparazione, di solitudine e poi anche di pista sofferta. Allora, la stagione mi ha ricompensato sicuramente per tutte le fatiche di questi ultimi anni, delle fatiche anche delle amarezze, perché dobbiamo ricordare che nonostante il fatto che l'atletica porti più grossi campioni alla Sardegna, ancora adesso non ha bisogno di strutture che non vengono fatte e ha bisogno anche di altre cose che vengono trascurate. Indubbiamente, ripeto, è stata un'ottima stagione e spero di farne una altrettanto buona l'anno prossimo. Quali appuntamenti al top? L'anno prossimo l'appuntamento clou, diciamo, che sono i campionati europei. Sono i campionati europei all'aperto e i campionati europei indoor. Cercheremo di arrivarci nella condizione migliore possibile. Un 97 con un suggello straordinario, non a caso sei stato anche lo sportivo dell'anno. Sì, mi è stata conferita questo premio, diciamo, dall'associazione del Panathlon. Dagli sportivi che hanno anche inviato le schede. Certo, che hanno anche inviato le schede. Sicuramente è una cosa che ripeto, che gratifica molto e che fa dimenticare veramente i grossi sacrifici che l'atletica comporta, soprattutto in questo periodo. 2 Olimpiadi, campione d'Europa, pluricampione italiano, medaglia d'oro a Bari ai Giochi del Mediterraneo, medaglia d'oro a Monaco. Signori, chi non lo conosce? Sandro Floris. Ciao Sandro. Parata di stelle, Giovanni Pugioni, Sandro Floris, Azzurri, tante stelle. Trentino. Piccoli campioni crescono. Beh, so, proprio piccoli no, però crescono. Appuntamento al 98 per? Dunque, nel 98 ci sono i campionati europei indoor, che spero di farli. Poi ci sono i campionati europei all'aperto, dove spero di farli. E poi è finito. Una stagione, quella 97, mica male. Beh, quella 97 ho avuto un po' di problemi fisici, però insomma, bene o male siamo riusciti a rimediare il tutto, sì. E dietro di voi tanti atleti, anche per la velocità. Sì, questa è una cosa positiva, c'è un bel movimento, insomma
piacere. L'altro grande protagonista cagliaritano, un giovane emergente, ma che già veramente ha scritto tante bellissime cose, anche lui medaglia d'oro, sia a Bari che a Monaco di Baviera, ed è Nicola Asuni dell'Atletico Oristano. E il vice sindaco di Cagliari, avvocato Porceddu. L'atletica leggera tutti gli anni dà un riconoscimento a uno sport diverso, a uno sport che ha caratterizzato questo movimento sportivo isolano. Allora noi quest'anno, con la presenza di Silvia Melis, abbiamo voluto chiamare Silvia, che è presidentessa di questo gruppo sportivo di Tortolì della pallavolo, assieme a 3 protagoniste di questa formazione di Tortolì. E quindi venite qui, tutte qua. Silvia, per favore, assieme a queste 3 atlete della pallavolo di Tortolì, anche Marco, vieni qui. Noi vi ringraziamo di cuore, vi ringraziamo per quello che fate. Grazie Silvia, grazie. Un bel applauso, coraggio. E ringraziarvi tutti per quello che avete fatto in questi 9 mesi. Grazie.
la legge regionale sullo sport è al palo e nel frattempo però c'è un altro assessorato che supplisce a talune carenze e viene in soccorso ancora una volta allo sport. L'assessorato all'agricoltura trova nelle maglie degli atleti un grande veicolo di diffusione e di promozione dei propri prodotti. Certo, hai detto benissimo. Io credo che indipendentemente dalla legge, che comunque è necessaria, come tutti noi sappiamo, però l'assessorato dell'agricoltura considera questo veicolo dello sport, della pulizia, che in qualche modo riecheggia quella del nostro ambiente, del nostro clima, della nostra gente e naturalmente anche dei nostri prodotti. La riecheggia quindi è un ottimo veicolo di promozione per i nostri prodotti. Io credo che anche quando ci sarà la legge sullo sport, molti tasselli saranno messi nel loro posto più congeniale, ma rimarrà ugualmente un nostro forte interesse a veicolare i prodotti attraverso questo canale. Si dice atletica sarda e ovviamente si capillarizza. Non c'è paese dove, pur in carenza di impianti, non si pratichi questa affascinante disciplina. E Oristano, tra le altre, è sugli scudi. Diciamo che abbiamo in questi ultimi mesi delle cose discrete in cantiere. Oltre così a tutto il settore giovanile, per noi la cosa più importante è il recupero di Valentina Ucchetti. Per noi Valentina è la bandiera dell'atletica sarda ed è anche la bandiera dell'atletica italiana. Il fatto di riuscire a recuperarla per noi sarebbe una soddisfazione grandissima. Tra le altre cose che metteremo sicuramente in cantiere per l'anno prossimo, oltre all'Erriu, la federazione ci ha assegnato il campionato italiano di prove multiple e questa è una grandissima manifestazione che ci riempie di orgoglio, ma ci dice anche che dobbiamo stare molto attenti per organizzarla al meglio. Dietro le grandi star dell'atletica, i Pugioni, i Floris, tanto celebrati, però ci sono anche gli outsider che promettono tantissimo per la nuova stagione. Nel mio piccolo anch'io spero di contribuire, insomma, a rendere grande la nostra terra. È la tua zona, tra l'altro, perché significa atletica sarda in tutti i sensi. Sì, sì, lo sento, fa parte di me e ci tengo molto. Come vi allenate? Ci sono dei problemi? Beh, i problemi per me che sono una studentessa ci sono e come, perché d'altronde si cerca sempre di allenarsi ma anche a studiare, insomma non è molto facile. Parata di star anche oggi per l'anniversario della festa dello sport, dentro l'atletica come regina, gli atleti cosiddetti non abilissimi, che poi sono quelli che danno grandi lezioni a tutte. Voi siete stati in prima fila anche a Tortolì con una manifestazione a febbraio di monito più che di solidarietà attorno alla questione sequestri, ovviamente perché Silvia raggiungesse il vostro messaggio. Sì, mi fa piacere. Noi ci siamo lasciati a Tortolì con la speranza di rivedere Silvia e magari ripetere una giornata di sport insieme a lei, e questo spero si possa fare, ma la cosa più importante è che in questo momento io ho di fronte Silvia Melis. Di solito quando si organizzano manifestazioni di solidarietà lo si fa sempre con la speranza, la speranza più importante è rivedere la persona sequestrata, e quindi in questo momento sono veramente felice e anche notevolmente emozionato, e spero che per Silvia questo sia stata un'iniziativa importante per lei, quella che abbiamo fatto prima di Pasqua. Tu sapevi tutto? Ma non proprio tutto, relativamente a questa manifestazione sì, ero riuscita ad avere un piccolo ritaglio di un giornale, molto successivamente, perché logicamente che appunto mi incoraggiava, mi dava la forza per andare avanti e per lottare, perché tanta gente lo stava facendo per me, io non potevo deludere nessuno. Sprigionare le anime, il monito che veniva poi dai disabili era di forte connotazione. Ma sicuramente aveva un valore maggiore, sicuramente. Proprio per questo che gradisco il loro invito a una prossima manifestazione e poter assistere io a una loro gara. Silvia, tra i momenti più belli di questa tua rinascita c'è proprio il momento dello sport, l'abbraccio col tuo mondo, e oggi è stato un momento clou. Sì, l'abbraccio col mio mondo è stato
qualche settimana fa tornare in palestra e vedere le mie ragazze. Penso che per ogni atleta la cosa più importante sia la palestra, al di là di tutte le manifestazioni che hanno sicuramente un valore importante, ma poi quello che conta effettivamente è stare in palestra con gli atleti, con i tecnici, vivere lo sport in campo. Come ti è parsa questa immersione totale nella questione sportiva oggi? È stato un bagno di felicità forse? Ma oggi è stata una manifestazione molto molto bella, io non ero mai stata a manifestazioni del genere e mi ha impressionato positivamente. Adesso le prossime panchine? Le prossime panchine le lascio al mio tecnico, ai miei dirigenti, io li sorveglio dall'alto.